Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Messina Denaro conclusa l'autopsia sulla salma all'Aquila e il carro funebre partito sotto scorta diretto in Sicilia. Domattina all'alba la sepoltura, domenica sit-in antimafia a Castelvetrano. Omicidio aggravato per l'uomo che a Pantelleria ha dato fuoco alla compagna. L'ira dei parenti della vittima. Domani sera marcia silenziosa degli isolani contro i femminicidi. Un delitto contro Dio e l'uomo, la condanna del vescovo di Mazara. Sospeso per un anno un docente di Sant'Agata di Militello accusato di violenza sessuale nei confronti di una studentessa minorenne. L'inchiesta è della Procura di Patti, decisive le testimonianze dei compagni di scuola della vittima. Bonus benzina e riscaldamento, sanatoria sugli scontrini. È arrivato il via libera del CDM al decreto energia. I benefit previsti dal governo per contrastare i rincari andranno a un ridotto numero di famiglie. A Gela 15.000 metri quadrati di terreno trasformati in una discarica di rifiuti pericolosi a cielo aperto a pochi chilometri dal centro abitato. La denuncia della locale associazione anti-racket. A Catania arrivano i nuovi bus elettrici che potenziano il trasporto pubblico, svolta ecologica, ma intanto troppi cittadini lamentano tempi d'attesa esagerati alle fermate. Ottobrata in arrivo, ultime ore di tempo incerto, pure con qualche temporale. Poi l'anticiclone riporterà il bello. E poi il calcio, il Catania perde ancora al Massimino, i rossazzurri vengono sconfitti dal Foggia. Appena 4 punti in 4 partite per gli etnei. Dunque conclusa l'autopsia sulla salma di Messina Denaro, è partito il carro funebre sotto scorta diretto in Sicilia. Domattina all'alba la sepoltura nel cimitero di Castelvetrano, domenica sit-in antimafia nella città del boss, Maglio Viola. È partito in serata dall'Aquila il carro funebre che trasporta la salma di Matteo Messina Denaro verso la Sicilia. Il corpo è stato consegnato agli impresari circa un'ora dopo la fine dell'autopsia. L'esame è stato eseguito in un ambulatorio dell'ospedale dell'Aquila presidiato dalle forze dell'ordine, dal medico legale Cristian Dovidio, professore universitario a Chieti, nominato di concerto dalla Procura dell'Aquila e da quella di Palermo. Il perito si è riservato di consegnare una dettagliata relazione alla magistratura. A prelevare la salma è stata un'agenzia funebre di Castelvetrano incaricata dalla famiglia. Il carro era arrivato nel pomeriggio all'Aquila portando anche una bara in cedro scelta proprio dai familiari. Delle pratiche burocratiche per lo sblocco del nulla osta e il trasporto si è occupata una ditta aquilana scelta di concerto con la questura. Il viaggio verso la Sicilia dura tutta la notte e il carro funebre è scortato da un imponente sistema di sicurezza. La tumulazione nella cappella di famiglia potrebbe avvenire già all'alba. Il boss sarà sepolto appunto nella cappella di famiglia accanto al padre morto in latitanza, la stessa cappella di famiglia nella quale gli inquirenti piazzarono circa un anno e mezzo fa le microspie nella speranza di ottenere notizie sul rifugio di Diabolic, così veniva chiamato, cimici però scoperte dai familiari del boss. Intanto fra Campobello e Castelvetrano cresce l'attesa e la tensione fra le due anime della comunità. Da una parte chi è vicino alla famiglia del boss, dall'altra chi si indigna anche per la semplice scelta di farlo tornare in paese. Nel mezzo le polemiche esplose dopo una omelia di un prete di Mazara del Vallo che, pur condannando le efferate azioni criminali commesse in vita, ha chiesto ai fedeli di pregare nella morte per l'anima del boss che adesso dei suoi peccati non deve più rispondere davanti agli uomini ma davanti a Dio. Ma il vescovo di Mazara non ci sta, ha calpestato il volto di Dio, dice, togliendo la vita agli altri. E appunto il vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Giurdanella, ha voluto rispondere alle offese lanciate da Messina Denaro contro la Chiesa, che il boss aveva definito corrotta perché scomunica i mafiosi. Ascoltiamolo. Come Chiesa noi stiamo dalla parte delle vittime. E noi come Chiesa stiamo dalla parte della giustizia, perché le persone che hanno subito ogni forma di violenza, ma di violenza atroce, fatta di morte, possono sentirsi accompagnati da processi che la società civile,
che le forze dell'ordine, la magistratura, ma anche la comunità scolastica, la comunità ecclesiale, avviare processi per liberare questo nostro territorio dalla cultura della sopraffazione, della prepotenza, della logica del più forte. A Pantelleria domani sera fiaccolata silenziosa per Annalisa Fontana, la donna bruciata viva dal compagno, morta dopo 2 giorni di agonia. Eva Spampinato. Annalisa è morta dopo un'agonia atroce vissuta in un letto d'ospedale al civico di Palermo, proprio di fronte alla stanza dove era ricoverato il suo carnefice. Lei con ustioni nel 90% del corpo, lui con bruciature che probabilmente lo faranno rimanere cieco. Annalisa Fontana, 48 anni, non è riuscita a scappare dalla foga violenta del suo compagno Onofrio Bronzolino, 52 anni, accusato di omicidio aggravato e incendio doloso. Prima di ucciderla, pare l'avesse allontanata da tutti, persino dai suoi 6 figli, che avevano provato a starle accanto, ma lei lo difendeva. L'amore tossico vissuto per quest'uomo aveva preso il sopravvento, fino a quando venerdì scorso lui non ha deciso di bruciarla viva in seguito ad una lite scoppiata in un bar di Pantelleria. Aveva in casa una tanica di benzina che le ha scaraventato addosso. Inutile il suo tentativo di fuggire e di spegnere le fiamme sotto la doccia. Annalisa era separata dal marito, aveva 6 figli, il più piccolo di 12 anni con un brutto male. La figlia grande, 31 anni, racconta che Bronzolino l'aveva allontanata anche da loro, le aveva fatto terra bruciata attorno, la seguiva al lavoro, mostrava una gelosia fuori dal comune, aveva premeditato l'omicidio. Addirittura non le permetteva di accompagnare il figlio piccolo a Palermo per le cure in ospedale. La comunità di Pantelleria è ancora sconvolta, Annalisa la conoscevano tutti. L'amministrazione comunale di Pantelleria ha organizzato per domani, mercoledì 27, una marcia silenziosa a cui parteciperà tutta la collettività. Sospeso dal servizio per 1 anno un docente di un istituto superiore di Sant'Agata Militello nel Messinese. Secondo l'accusa formulata dalla Procura di Patti avrebbe palpeggiato una sua studentessa. Sentiamo. La misura cautelare della sospensione dal pubblico ufficio è stata eseguita oggi dalla polizia a carico di un docente di un istituto superiore con sede a Sant'Agata di Militello in provincia di Messina. Le indagini complesse ed articolate condotte dagli agenti del commissariato di Sant'Agata sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Patti avrebbero consentito di rappresentare un quadro ben delineato a carico del docente che allo stato è provvisoriamente accusato di violenza sessuale nei confronti di una studentessa minorenne frequentante l'istituto presso cui insegna l'indagato. La provvisoria contestazione sarebbe consistita nel palpeggiamento della ragazzina appositamente convocata alla cattedra con una scusa dal professore. L'episodio risale allo scorso mese di marzo. Il giudice per le indagini preliminari di Patti ha valutato positivamente l'ampio quadro indiziario offerto, rafforzato dalle testimonianze di diversi studenti che hanno dato riscontro alle risultanze delle indagini. Così, dopo le formalità di rito, al docente è stato intimato di non riprendere la propria attività didattica per 1 anno. Condannate a 4 anni e 1 mese di reclusione le 2 maestre di Agrigento accusate di aver preso a schiaffi, sculacciate e in una circostanza persino un calcio un bimbo di 6 anni un po' troppo vivace e indisciplinato per la sua disabilità, che gli comportava un disturbo di emotività. Per le 2 insegnanti in servizio in un asilo della città dei Templi è stata disposta anche l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e il pagamento alla persona offesa di una provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000 euro. Sconti in bolletta e contributo da 80 euro per l'acquisto di carburante. I bonus previsti dal governo per contrastare il caro energia andranno a un ridotto numero di famiglie. Eccoli nel dettaglio. Bonus benzina e riscaldamento, sanatoria sugli scontrini. Eccolo il decreto energia varato al Consiglio dei Ministri. Misure da 1,3 miliardi di euro per le famiglie più bisognose, ma ci rientreranno poco più di 1 milione di nuclei familiari. Tra le agevolazioni il bonus carburante. Nella social card dedicata a te, questo è il suo nome, ai 382 euro da spendere per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità verranno aggiunti 80 euro. Sono i soldi del bonus carburante. A beneficiarne le famiglie con almeno 3 componenti e un ISEE fino a 15.000 euro.
Contro il salasso delle bollette di luce e gas vengono prorogati gli sconti. Il taglio dei costi sarà del 30% per l'elettricità e del 15% per il gas. Previsto poi un bonus trasporti di 60 euro per chi ha un reddito inferiore a 20.000 euro. I più fortunati se lo sono accaparrato nel giorno del Click Day. Chi è rimasto fuori potrà ritentare all'inizio di ottobre, nel giorno che sarà indicato dal governo. Di contro, per fare cassa, il governo ha pensato ad una sanatoria degli scontrini, multe ridotte per chi sbaglia e si corregge. Entro il 15 dicembre ci si potrà mettere in regola e si eviterà la sospensione della licenza. Circa 15.000 metri quadrati di terreno trasformati in una discarica di rifiuti pericolosi a pochi chilometri dal centro abitato di Gela. Adesso arriva la denuncia dell'Antiracket. Gerry Italia. Una discarica abusiva operativa a qualche chilometro dal centro abitato che nessuno si è nemmeno preoccupato di nascondere, dove quotidianamente operano dei mezzi che vanno a scaricare rifiuti di ogni tipo senza alcun timore di essere scoperti o peggio sanzionati. Un terreno presumibilmente privato, protetto solo da una sottile catenella all'ingresso, ma comunque di facile accesso. Il terreno è proprio accanto alla Gela Butera ed è di facile accesso nonostante la catenella che è stata messa all'ingresso. Come vedete sono circa 15-20.000 metri quadri di terreno interamente coperti di cumuli di rifiuti inerti edili. Tutti i rifiuti sono suddivisi ordinatamente in cumuli pronti da interrare, una situazione vergognosa che a giudicare dalla mole enorme dei cumuli va avanti indisturbata da anni. Guardate la differenza di livello rispetto al terreno originario, parliamo di quasi 1,5 metri, anche 2 metri in certi punti, tutti di rifiuti inerti. E come vedete tutta questa zona è stata spianata col fuoco, presumibilmente per tornare a livellare il tutto con i rifiuti. La quantità di inerti è davvero impressionante. Lungo l'area sono centinaia i metri quadri ricoperti da rifiuti che sono considerati speciali o pericolosi e che dovrebbero essere smaltiti correttamente, di certo non abbandonati all'aperto. Guardate qui a terra i segni di movimentazione di mezzi pesanti. Ce ne sono praticamente dappertutto e sono freschissimi. Segnale che qui i mezzi pesanti vengono spesso e vengono proprio, come vedete, a sbancare i vari cumuli di rifiuti inerti. Un vero e proprio racket dei rifiuti denunciato dall'associazione Antiracket gelese che invita tutti a non voltare la testa dall'altra parte. Bisogna sempre denunciare e soprattutto dimostrare l'amore che abbiamo per questa città. Se non lo mostriamo noi questo amore e non cauteliamo le nostre famiglie, i nostri figli, ma a che serve poi lamentarsi senza agire? A Catania presentati i nuovi bus full electric della MTS per incentivare la mobilità a zero emissioni. Arriva la svolta ecologica, ma troppi cittadini lamentano tempi d'attesa esagerati alle fermate. Tonino De Mano. Una mobilità sempre più sostenibile per far fronte ad un traffico insostenibile, con troppi catanesi sempre più schiavi dell'auto e tanti cittadini che si lamentano dei mezzi pubblici con tempi d'attesa alle fermate che a volte superano l'ora. È in questo contesto che AMTS e Sostare, unite sotto un'unica insegna, vanno alla ricerca della svolta ecologica, potenziando il parco mezzi elettrici. Una strategia all'insegna della mobilità sostenibile, questi autobus già li abbiamo visti in città, ne vedremo tanti altri. Autobus che non inquinano e che danno un maggiore servizio, una maggiore efficienza a disposizione dei nostri cittadini. Questo è un grande passo in avanti per la città di Catania e per l'azienda dei trasporti e consentirà ovviamente a Catania di essere tra le città d'Italia più innovative da questo punto di vista. Ma non è tutto rose e fiori. Da piazza Federico di Svevia, dove sono stati esposti i nuovi autobus, a via Plebiscito, dove mezzi elettrici e non si fanno attendere. In questa palina il tempo di attesa del 431enne è di 44 minuti. Facile immaginare l'umore di chi si affida ai mezzi pubblici. Da sempre è stato così, poi da qualche anno hanno dimezzato il numero di vetture per cui l'attesa è di non minimo un'ora. Sono delle attese infinite, sono 45 minuti di vita che se ne vanno e non tornano più. Storicamente hanno sempre funzionato male, adesso se la situazione si è migliorata non lo so, ma non credo. Questa la replica di AMTS. Non basta solo avere i bus nuovi, questo ovviamente aiuta per la regolarità del servizio e per la frequenza, serve anche potenziare il servizio di trasporto pubblico. Questi sono dei piccoli tasselli, ma il lavoro è ancora tanto. A Messina la storia di un impiegato della città metropolitana finito per uno scambio di persone in un'inchiesta sui furbetti del cartellino. Ha perso la casa, ha dovuto contrarre debiti e dopo la soluzione non gli è stato riconosciuto alcun risarcimento. Francesco Triò.
Un incubo durato 7 anni per Santo Bonasera, impiegato della città metropolitana di Messina. La sua storia è quella di un innocente finito per uno scambio di persona nel ciclone dell'inchiesta giudiziaria avviata nel 2012 contro i cosiddetti furbetti del cartellino all'ex provincia regionale di Messina. Mia moglie si sentiva male ogni giorno, non dormivamo più la notte. Io, avendo avuto 2 infarti, sono un cardiopatico, immagini lei come ogni volta che andava al tribunale quello che succedeva. Il processo si è concluso nel 2019 con 39 condanne e 18 assoluzioni, tra gli assolti anche Bonasera, che ancora ricopre l'incarico di portiere all'interno dello stabile dell'ente, accusato di aver spostato con un bastone una delle telecamere di sorveglianza in modo da eludere i controlli. L'imputato, visionando le foto incriminate, aveva spiegato che quello non era lui ma un altro dipendente e, nonostante le richieste pressanti del suo avvocato, non era riuscito a far visionare le foto prima dell'ultima udienza. Solo a quel punto, dopo 7 anni, i giudici lo hanno assolto perché il fatto non sussiste. Santo Bonasera non ha visto riconosciuto nessun risarcimento per la vicenda giudiziaria che suo malgrado l'ha coinvolto, ma per la quale ha speso tutto. Un danno allucinante. Chi glielo ripaga? Non lo vuole ripagare nessuno. Ci rivolgiamo alla Corte di Strasburgo perché non è possibile che una persona che è innocente si rovini la vita, perché ho la vita rovinata. Il maltempo di questi giorni non ha portato via l'estate. Nel fine settimana le temperature dovrebbero salire e sfiorare i 30 gradi. Gli esperti, l'estate non è ancora finita. Francesco Aloi. Svelto, il ricordo del tuo affetto. Lei ha appena fatto il bagno al mare, l'estate quindi non è ancora finita. Per me no, per me ancora fino a novembre, spero, prima di partire. Settembre sta per finire, le prime piogge sono arrivate, ma questo non scoraggia i siciliani. Quando torna il bel tempo, anche senza tanto caldo, è subito mare. Noi veniamo al mare, fin quando c'è il sole ce lo godiamo. Come temperature si sono leggermente abbassate con l'arrivo di questa bassa pressione, però guardate, verso il fine settimana col bel tempo anche le temperature torneranno su valori estivi e l'inizio di ottobre sarà di stampo più estivo che autunnale. Temperature che durante il giorno dovrebbero tornare a sfiorare i 30 gradi, soprattutto nel catanese, tra i 18 e i 20 durante la notte. In autunno gli esperti non escludono giorni di maltempo e freddo alternati a sole e caldo, un clima impazzito a cui dovremo sempre più abituarci. Ci dobbiamo aspettare di tutto. Fino a novembre e dicembre sicuramente che ancora farà un clima caldo. Le stagioni non vengono mai rispettate, l'estate dura da aprile a novembre. Per un altro tuffo al mare comunque non bisognerà aspettare la prossima estate. Andiamo al mare! E una coda del maltempo ha portato il forte temporale che si è abbattuto su Palermo, provocando allagamenti e problemi agli automobilisti rimasti bloccati nel traffico. I vigili del fuoco sono stati impegnati per soccorrerne diversi, rimasti impantanati con le vetture nella zona dello Zen, dove le strade si sono trasformate in fiumi. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco, parliamo di calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, il Catania perde ancora al Massimino, i rossazzurri vengono sconfitti dal Foggia, appena 4 punti in 4 partite per gli etnei. Marco Carli. Catania-Foggia finisce con i tifosi della curva che urlano «Vogliamo gente che lotta». Il risultato finale, 0-2, parla di un'altra sconfitta casalinga, riflette una classifica non da Catania. Tabiani così a fine partita. Non sono per niente preoccupato, poi perché soprattutto ho visto lo spirito che volevo vedere, una squadra che è andata ad aggredire, che ha creato delle situazioni. Se la prestazione è certamente migliore rispetto a quella vista a Monopoli, i numeri parlano chiaro. 4 partite giocate, 2 sconfitte, tutte in casa, soli 2 gol segnati. E sul gioco resta sempre l'impressione di una squadra che non sa velocizzare, che giochi in orizzontale e che vive al momento sui lampi di Chiricò. Al 13° è lui a innescare una bella azione. Rocca costringe alla parata nobile dopo il cross radente di Castellini. È l'unico vero lampo di un primo tempo in cui Tabiani rivoluziona la squadra di Monopoli. 5 cambi su 11, Quaini e Castellini in difesa, Deli a centrocampo, Bocic e Sarao davanti.
Non è un turnover, è questione di ottimizzare le prestazioni. È chiaro che alcuni giocatori che magari avevano fatto 2 gare verso 40-35 minuti alla fine potevano trovare magari un ritmo un po' più lento, avevano più possibilità di trovare spazi. Nella ripresa entrano Di Canni e Zammarini e poi Marsura, oltre a Beters subito per rimpiazzare l'infortunato Olivieri. Fiammate come la traversa di Chiricò, ma poi arriva il vantaggio dei foggiani. Palla che esce dall'area, Ladinetti non chiude, Marino in sacca. Qualche altra parata del portiere foggiano, nel finale Curado e Beters che favoriscono il 2-0 di Tonin. I tifosi, che avevano accolto la squadra con il solito calore, ricordando anche il povero Manuel Puglisi, non restano impassibili e fanno capire la loro delusione. A Catania, mentre si attende il gioco, non possono mancare i risultati, soprattutto al Massimino. E per questa edizione ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.